Assessore Vito, con questa operazione, con le terme di Monfalcone, si recupera un patrimonio vecchio di migliaia di anni e che i romani utilizzavano già. Sì, diciamo che recuperiamo non soltanto un aspetto storico, ma anche un aspetto ambientale, no? Quindi un'area che ha veramente una fonte termale importante, unica, una fonte che era conosciuta fin dai tempi più antichi e che era stata anche riconosciuta e valorizzata per le proprie proprietà. Forse è un esempio singolare di come in realtà non solo ambiente e sanità possono anche trovare così degli spunti interessanti di incontro, no? Quindi l'ambiente può essere veramente trasversale in mille ipotesi, in questo caso anche nell'interesse proprio di cura e di un benessere che va a interesse chiaramente a valorizzare il territorio, ma anche l'aspetto della salute delle comunità. Assessore Telesca, siamo nelle terme di Monfalcone, perfettamente ristrutturate. La Regione ha sempre creduto nella rinascita di questa struttura e continuerà a farlo? Beh sì, la Regione ha investito, è una bella struttura, una struttura che ha una caratteristica termale importante che insieme alle terme di Arta costituisce il secondo polo termale della nostra Regione. C'è stato un recupero, devo dire, ottimale e si prevede qui una funzione riabilitativa molto importante e interessante, riabilitativa e proprio termale. Evidentemente faremo un ragionamento anche nell'ambito della nostra programmazione perché terremo sicuramente conto di una struttura che ha una potenzialità di questo tipo. Può sostituire certe migrazioni verso il Veneto? Penso che potrà, anche se il Veneto ha una tradizione molto forte sulle terme, sappiamo benissimo, però qualche ragionamento in questo ambito lo dobbiamo fare, perché se possiamo contenere la fuga, far sì che i nostri cittadini possano avere qui a disposizione una sorgente termale così importante, così efficace, questo potrebbe consentirci un recupero interessante.